Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è lunedì 1 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:47. La luna si leva alle 21:28 e cala alle 5:51. Oggi si celebra San Giustino, martire e patrono dei filosofi. Il nome Giustino è il diminutivo di giusto e deriva dall'aggettivo latino iustus. Porta con sé un significato che è un vero programma di vita, probo, onesto e conforme alla legge. Il 1 giugno è la giornata mondiale dei genitori. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2012, questa ricorrenza riconosce che la famiglia ha la responsabilità primaria per la cura e la protezione dei bambini. È un momento per onorare i genitori di tutto il mondo per il loro impegno altruistico e per riflettere su come supportare questa figura fondamentale nelle sfide della società moderna. Compie oggi 30 anni Tom Holland, l'attore britannico che ha saputo dare un volto fresco e atletico a Spider-Man, Peter Parker, che entra ufficialmente nei trentenni. Stella polare del Marvel Cinematic Universe e legato felicemente a Zendaya, Holland è ormai una delle certezze del cinema mondiale. Buon compleanno a Dodi Battaglia che festeggia oggi i suoi 75 anni. Lo storico chitarrista dei Pooh, che si unì alla band a soli 17 anni, è considerato uno dei virtuosi della 6 corde più importanti d'Europa. Un artista che ha fatto cantare intere generazioni di italiani. E infine auguri alla leggenda Morgan Freeman che oggi spegne 89 candeline. Con la sua voce inconfondibile e la sua presenza magnetica, Freeman resta un gigante di Hollywood. Da Le ali della libertà al premio Oscar per $1 Million Baby, ogni sua interpretazione è una lezione di recitazione. Il 1 giugno del 1392 a Palermo si consuma la fine di un'epoca. Andrea Chiaramonte, ultimo potente esponente della nobile stirpe che aveva dominato la Sicilia, viene decapitato davanti al suo palazzo, lo splendido palazzo Chiaramonte Steri. Aveva tentato a resistere agli aragonesi, ma la sconfitta segnò l'estinzione della sua famiglia. Come funziona la ricarica wireless? Niente cavi, solo fisica. Infatti la base elettronica contiene una bobina che, percorsa da corrente, genererà un campo magnetico variabile. Quando appoggiate il telefono, una bobina simile all'interno del dispositivo sente questo campo e genera a sua volta una corrente indotta che va a caricare la batteria. È lo stesso principio dell'induzione elettromagnetica scoperto nell'Ottocento, oggi nel palmo della vostra mano. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la Luna e il Sole si oppongono, quindi luna piena tra Gemelli e Sagittario. Cosa accade nello zodiaco? Ariete. Per voi oggi è una giornata assolutamente memorabile. Un bellissimo trigono dalla Luna, un sestile dal Sole portano alla realizzazione di un sogno. Inizia per voi un buon momento. Finanziariamente però cercate di non spendere troppo. Toro. Per voi la giornata è decisamente molto piacevole e interessante. Marte si muove nel vostro segno zodiacale, sempre un po' trattenuto da Plutone, ma sicuramente voi, seppure col freno a mano, state constatando che tutto sta andando per il meglio. Gemelli, oggi la Luna si oppone al Sole, quindi avrete una visione chiara delle relazioni e di tutto quello che riguarda il rapporto tra voi stessi e gli altri. Il Sole comincia a sganciarsi un po' da Urano presente nel vostro segno e Mercurio rimane con voi ancora per oggi. Cancro, una giornata molto piacevole. Venere e Giove iniziano a congiungersi e in più inizia l'opposizione di Plutone. Qualcosa di rivoluzionario sta per accadere nella vostra vita, soprattutto in amore e per quello che riguarda il luogo in cui state, o un acquisto importante che vi terrà impegnati in un poco. Leone, un ottimo lunedì per voi con una luna splendidamente in trigono e un sole di sestile che vi dà forza, coraggio, che vi fa guardare lontano e che soprattutto riprende un po' di spazio per sé. Vergine, per voi la giornata zodiacale oggi parte con una quadratura della luna. Probabilmente vi sentite un po' stanchi, ma ci pensano Venere e Giove ad allietarvi la giornata e soprattutto a fare venire l'amore da voi. Non potete mica sempre fare tutto voi. Bilancia, per voi oggi una
luna compatibile e bisestile, concreta, che vi fa avere una visione delle cose comunicativa abbastanza importante. Il Sole sta cominciando a scaldare i vostri gradi e nuovi progetti si profilano all'orizzonte. Venere è un po' capricciosa dal Cancro. Scorpione, per voi oggi è una giornata in cui la visione delle cose è assolutamente chiara. La luna in seconda casa vi suggerisce come investire al meglio il vostro denaro, ma soprattutto anche come mettervi nelle condizioni di creare le condizioni dell'amore. Con Venere e Giove in trigono non pensate ad altro. Sagittario, protagonisti un po' di questa giornata assieme ai Gemelli, con una luna che nei vostri gradi zodiacali si oppone al Sole e si compie piena. E per voi oggi la pienezza della luna segna l'inizio di un grande successo sentimentale ed emotivo, e che è qualcosa che vi farà stare molto meglio. Capricorno, una luna invece che si compie piena proprio alle vostre spalle, significa che tutto quello che avevate di non chiaro sentimentalmente dentro di voi ha una schiarita, e soprattutto quella bella Venere con Giove proprio in opposizione vi indicano la direzione da percorrere per coronare il vostro sogno d'amore. Acquario, ottima disposizione zodiacale pure per voi, luna di sestile, Sole di trigono, ben carichi dei luminari, e la vostra energia si avvale della creatività di Plutone, che però viene spogliato dalle ombre e dai dubbi dati gli aspetti del Sole e della Luna. Pesci, oggi la vostra giornata inizia con una luna di quadratura. La luna piena vi farà riflettere moltissimo su quelle che sono le condizioni lavorative e come gestire al meglio il vostro tempo e la vostra professionalità. Il 1 giugno 1967 la musica cambiò rotta. I Beatles pubblicavano nel Regno Unito Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Più che un disco fu una rivoluzione culturale, copertina iconica, testi psichedelici e sperimentazioni sonore che lo hanno consacrato come il miglior album di sempre secondo la critica mondiale. In inglese, quando si avverte un ronzio o un calore alle orecchie, si dice "Someone's ears are burning", le orecchie di qualcuno bruciano. L'origine è antichissima, si credeva che gli spiriti segnalassero con un fischio se qualcuno parlava di noi. Se era l'orecchio destro erano lodi, se era l'orecchio sinistro erano malelingue. In Italia usiamo l'espressione "mi fischiano le orecchie". Timothy Leary, lo psicologo di Harvard che voleva accendere la mente del mondo. Famoso per i suoi controversi esperimenti sul LSD negli anni 60, divenne un'icona della controcultura. La sua vita fu una fuga continua tra arresti, evasioni e visioni futuristiche. Coerente con il suo spirito spaziale, dopo la morte, una parte delle sue ceneri è stata lanciata in un'orbita. Un ultimo viaggio nell'universo che aveva sempre cercato di esplorare. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Chi conosce tutte le risposte non si è fatto tutte le domande. E noi, carichi di nuove domande e tanta curiosità, vi salutiamo e vi diamo appuntamento anche domani. Vi ringrazio per aver iniziato il mese di giugno assieme a me e vi aspetto per un'altra puntata puntuali per tante notizie e curiosità da parte dell'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.